Il soggiorno non è certo di piacere, ma ha tutti i comfort di un albergo a pensione completa. Casa Colori di Via del Commissario, nel quartiere Crocifisso, a pochi chilometri dal centro storico, è il Covid Hotel di Padova. Qui si può trascorrere il periodo di isolamento qualora le condizioni in casa non lo consentissero. Al momento sono ospitati 9 positivi, c'è chi è qui da solo, c'è una coppia e anche una mamma con la sua bambina piccola. Qua in reception abbiamo praticamente una bussola, cioè facciamo il check-in proprio a parte degli altri ospiti con il rispetto assoluto di tutte le misure anti-Covid. All'interno delle stanze gli ospiti in isolamento fiduciario trovano un kit igienico per la pulizia delle stanze, poi ovviamente con prodotti per la igiene personale e in più all'interno sempre della stanza c'è un kit pasti composto da un bollitore, microonde, mini frigo, piatti, posati, tutto quello che occorre per la quarantena in sicurezza. I pasti sono forniti da una ditta esterna e sono personalizzati a seconda delle esigenze degli ospiti. Le stanze hanno una tessera che consente di aprire la porta una sola volta, quindi chi tenta di uscire trasgredendo le rigide regole dell'isolamento è costretto ad autodenunciarsi per poter rientrare nella stanza. Gli ospiti vengono mandati dall'USL o dal comune in caso di difficoltà abitativa oppure contattano direttamente l'hotel. Ospiti privati, ad esempio, che si ritrovano a Venezia nell'aeroporto, fanno il primo tampone rapido, devono appunto fare l'isolamento e vengono qua. La quarantena di 10 giorni all'interno di Casa Colori costa 595 euro per una stanza singola. L'isolamento di coppia invece costa poco meno di 1000 euro. Gli ospiti pagano direttamente, a parte i casi di isolamento fiduciario inviati dal comune. Allora, il comune si fa giustamente carico delle spese.